Zero nuovi contagi, per la prima volta la provincia di Agrigento resta stabile. Pressing delle aziende, presto misure meno restrittive in Sicilia, ma i confini potrebbero restare chiusi, a scuola non si torna. Fondo per il pluralismo dell'informazione, saranno in pochi a beneficiarne, ennesima ingiustizia del governo nazionale. Nuovi debiti comuni, cioè sia recovery bond. I pregressi resteranno sulle spalle dei singoli stati, ok al MES, ma no ai corona bond. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi non ci sarebbero nuovi casi Covid in provincia di Agrigento, il bilancio è fermo a 112 contagi e il neoprefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con l'obiettivo di mantenere un monitoraggio costante sui fenomeni di disagio sociale ed economico connessi all'emergenza in corso, evidenziando il ruolo imprescindibile a presidio della legalità riconosciuto alle forze dell'ordine e agli enti locali. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Nessun nuovo caso si è registrato nella nostra provincia secondo il report giornaliero inviato dall'ASP, fermi a 112 casi su 2.964 tamponi effettuati, stabili ricoverati negli ospedali 11, quelli dismessi da strutture sanitarie esterne 4, mentre diminuiscono quelli posti in quarantena, passando da 67 a 60. I soggetti guariti aumentano rispetto a ieri di 7 unità, portandosi in totale a 237, nessun nuovo deceduto. I dati regionali forniti dall'assessorato alla sanità danno nell'isola solo 46 nuovi casi di persone infette da Covid-19, aumentano i guariti di 12 unità e quelli deceduti ieri di 3. Per l'assessorato alla sanità della regione siciliana, la provincia di Agrigento non registra nessun nuovo caso, attestandosi a 129. Catania è sempre la provincia con più casi, in aumento di 7 unità, portandosi a un totale di 607 e resta attualmente il capoluogo principale. Messina 7 casi in più, va a 377, Palermo 5 in più, va a 335, Enna più 5, portandosi a 304, Caltanissetta 114, 1 in meno, Trapani stabile a 113, Siracusa 1 in più, 101, Ragusa nessun caso e resta fermo con 59. Intanto si è svolta ieri la prima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal nuovo prefetto Maria Rita Cocciufa. Il prefetto ha voluto richiamare il contenuto della recente direttiva del Ministro dell'Interno dello scorso 10 aprile e della successiva circolare del 14, sottolineando la necessità anche in chiave preventiva di un monitoraggio costante, anche in questa provincia, sui fenomeni di disagio sociale ed economico connessi all'emergenza in corso, evidenziando il ruolo imprescindibile a presidio della legalità riconosciuto alle forze dell'ordine e agli enti locali. E sempre in tema di Covid-19 vi proponiamo uno stralcio di una lunga intervista effettuata al dottor Leopoldo Ragusa, medico agrigentino, che spontaneamente ha voluto prestare la sua opera in un centro dell'ospedale Parini di Aosta, un centro Covid. La chirurgia si è bloccata, si è fermata, è stata paralizzata nella sua attività programmata, quindi gli interventi programmati sono stati completamente cancellati. Si assicurano le urgenze, chi verrà con un caso di urgenza chirurgica, nel mio caso addominale, di chirurgia generale, sarà ovviamente curato, ma per il resto la chirurgia è ferma. Io mi sentivo un po' disoccupato e quando io sono fermo comincio ad avere una sindrome ansioso-depressiva, perché grazie al cielo non fumo, non bevo, ma il mio lavoro è sempre stato elemento prioritario nella mia vita, nulla togliendo alla famiglia, nulla togliendo agli amici e a tutti gli altri affetti. Quindi mi sono permesso di entrare nel sito della Protezione Civile quando i telegiornali nazionali hanno dato questo annuncio, che cercavano dei medici specialisti e non. Sono entrato, ho fatto una breve carrellata di quelle che erano le mansioni, di quelle che erano le esigenze.
Mi sono quasi candidato al 100%, oserei dire all'85%, perché quando mi hanno detto che disponibilità avevo, essendo io attualmente in un ospedale del nord dell'Italia, non sapevo se potevo andare via subito e quindi non ho dato una candidatura sicura al 100%, ma ho notato che il fatto stesso di essere entrato e di avere scritto il nome, il cognome, la specialità, mi aveva già incluso in una lista e l'indomani mi hanno chiamato. Il cardinale d'arcivescovo di Agrigento, Don Franco Montenegro, dà il via alla fase 2. Chiese aperte per le preghiere personali restano fermi, divieti di funerali e cortei funebri. Sì ai matrimoni ma senza invitati. Ok, solo ai testimoni. Lello Casesa. Con la fase 2 si intravede un leggero barlume di speranza e soprattutto di spirito cristiano, ma niente tornerà come prima anche nelle chiese, almeno fino a quando non finirà l'emergenza del virus. Via libera alla apertura anche parziale delle chiese solo per le preghiere individuali e rispettando le distanze. Le chiese possono rimanere aperte tutte le mattine fino alle 12 a condizione che il parroco o un altro presbitero o un diacono assicurino la presenza a garantire il rispetto delle norme vigenti. I fedeli dovranno raggiungere il luogo di culto più vicino alla propria abitazione. Lo ha deciso l'arcivescovo di Agrigento, cardinale Montenegro, che illustra nel dettaglio le prescrizioni ricevute dalla segreteria della Santa Sede per la nostra arcidiocesi. I matrimoni non sono vietati, ma non è ammessa la presenza degli invitati ad eccezione dei testimoni. Sarà possibile celebrare la messa a porte chiuse e senza concorso di popolo, facendo uso dei mezzi di comunicazione sociale secondo gli orientamenti vissuti per la settimana santa, con la presenza di un diacono, un ministro all'altare, un organista, un lettore ed eventualmente 2 operatori per la trasmissione. Nessun'altra persona può essere ammessa. Per il battesimo previste alcune indicazioni: la distanza da genitori e padrini, per le unzioni con olio dei catecumeni e il sacro crisma, il ministro indossi guanti monouso, si omettano il segno della croce sulla fronte del bambino, ammessi alla celebrazione i genitori con il bambino da battezzare ed eventualmente altri figli e i padrini, non sono ammessi parenti. Per le esequie le regole sono ancora più stringenti: vietati i funerali in chiesa, il sacerdote può recarsi in forma privata al cimitero dove può celebrare un breve rito della sepoltura con assoluta distanza ai pochi presenti familiari, sospesi anche i cortei funebri a piedi e verso la chiesa. La celebrazione avvenga in luoghi ampi e areati e non nel confessionale. Anche per le confessioni si rispetti la distanza, chiedendo ad altri fedeli presenti in chiesa di allontanarsi per garantire la dovuta riservatezza. Sacerdote e penitente indossino la mascherina protettiva. Vietata ogni tipo di convocazione e celebrazione comunitaria di carattere liturgico e devozionale. Vi ringrazio, conclude il cardinale Montenegro, per la comprensione. Siamo tutti fiduciosi che con l'aiuto del Signore riusciremo a superare questo difficile momento di prova. Pressing delle imprese sul governatore Nello Musumeci, ma in arrivo in Sicilia già nelle prossime ore una mitigazione delle misure restrittive anti-coronavirus. Lo ha annunciato ieri sera il presidente della regione. Tra le misure allo studio la possibilità di autorizzare la corsa e gli sport all'aria aperta, pur con alcune precauzioni e con il mantenimento delle distanze di sicurezza. Nei prossimi giorni gli stabilimenti balneari potranno cominciare a lavorare. Carmelo Lentini e Eugenio Cairone. Dopo quasi 2 mesi dall'esplosione del coronavirus che ha costretto aziende ed imprenditori ad interrompere la propria attività con risvolti economici disastrosi, la pressione si è parecchio innalzata. Le scadenze fiscali, fatture da pagare a fornitori, impegni finanziari con banche, ufficio delle entrate stanno prostrando non poco l'economia globale dei cittadini italiani e nel nostro caso di quelli siciliani.
Il presidente Musumeci è costantemente sotto pressione ed in questi ultimi giorni ha ricevuto una lettera aperta da parte della Confesercenti Sicilia, con la quale si chiede di definire urgentemente un controllo di sicurezza per consentire, non più tardi del 3 maggio, della riapertura delle attività concernenti i servizi più strettamente collegati alla cura e al benessere della persona, come parrucchierie, saloni ed altro ancora. Poi c'è il delicato problema che interessa alberghi e B&B. A proposito di questi settori, per il prossimo futuro di libera circolazione, speriamo quanto prima, Musumeci e l'assessore al turismo Maglio Messina hanno stanziato un budget per promuovere il turismo da altre regioni verso l'isola. Sono pronti 4.180.000 euro ed una delle ipotesi in campo è quella di offrire una notte d'albergo a chi arriverà in Sicilia. Inoltre si stanno studiando ipotesi per l'apertura in sicurezza di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie ed altri esercizi commerciali, aziende, piccole industrie e cantieri. Agrigento e provincia è attualmente blindata. I cittadini stanno rispettando le regole imposte dal governo, ma con la bella stagione c'è la fondata paura che l'impazienza delle restrizioni, ma anche la necessità di riaprire i battenti nei molteplici settori commerciali, porti alla riapertura forzata per evitare ulteriori danni economici e la possibile bancarotta. In tal senso si sta muovendo il governo e qualcosa bolle in pentola. Infatti il prossimo 4 maggio potrebbe, ma è condizionale, segnare l'inizio di una ripresa graduale ma costante che comprenderebbe la libera circolazione delle persone ma con un limite. Per le 2 settimane successive non si dovrebbero poter superare le frontiere regionali. Ognuno a casa propria, nel nostro caso nell'ambito siciliano. Questa ipotesi sta prendendo corpo e il governo ci sta pensando, ma prima della decisione finale occorrerà attendere la fine di questo mese di aprile. Da questo divieto chiaramente è esentato il traffico merci per l'approvvigionamento dei prodotti di prima necessità e gli spostamenti motivati da ragioni precise di lavoro. Infine, la regione siciliana ha pensato di aumentare i finanziamenti a teatri, confermando i budget dello scorso anno, alle associazioni che si occupano di ciechi, sordomuti e talassemici. Verranno raddoppiati i fondi per il trasporto di studenti disabili. Anche il budget per i parchi e le riserve naturali aumenterà e la manovra verrà discussa a partire dal 27 aprile ed approvata entro i primi di maggio. L'Assemblea regionale siciliana si prepara per consentire la ripresa delle attività in Sicilia. Ad occuparsi della fase 2 è la quarta commissione presieduta da Giusy Savarino. La prossima settimana sarà impegnativa per i deputati alle prese con la legge di stabilità. Lunedì mattina la quarta commissione riprenderà i lavori con un programma i cui dettagli sono stati resi noti dal presidente Savarino, che intanto si dichiara soddisfatta del lavoro svolto dal governo Musumeci sull'emergenza sanitaria, ma adesso dice dobbiamo organizzare bene la ripresa delle attività. Da lunedì, afferma, esprimeremo parere alla legge di stabilità. Inoltre, aggiunge Savarino, lavoreremo a 2 importanti decreti che riguardano il comparto turistico e la regolamentazione delle concessioni demaniali balneari. Il presidente della quarta commissione dell'ARS fa il punto sul grave danno subito a causa del coronavirus, con 4 miliardi di fatturato persi su un totale di 101 miliardi di euro, stando alla stima dell'ufficio statistica della regione. L'onorevole Savarino ha le idee chiare su come aiutare l'economia siciliana ad uscire dalla tragica situazione. Dobbiamo immettere liquidità, dice, mediante la concessione di credito in parte a fondo perduto tramite gli istituti IRFIS e CRIAS, con uno stanziamento che guardi anche ai bisogni dell'editoria, oltre alla sospensione del pagamento dei tributi. Nessuno verrà dimenticato, ci sarà attenzione anche per le associazioni che si occupano di spettacolo.
Savarino chiede però la collaborazione dei colleghi per approvare le misure in programma. A questo punto i siciliani sperano che da parte della Regione arrivino sul serio le risposte alle provvidenze annunciate, visto che il periodo non si presta affatto alle parole, ma servono fatti concreti per risollevare il territorio. Nella fase 2 ipotesi di confini delle regioni d'Italia chiusi. C'è il servizio. Sulla fine del lockdown è ormai aperto uno scontro anche tra le regioni d'Italia. Dal 4 maggio potrebbe riprendere la libera circolazione delle persone, ma con un limite. Per le 2 settimane successive non si dovrebbero poter superare le frontiere regionali. Questa, almeno, è la soluzione per adesso più quotata nel governo, anche se è chiaro che per una decisione definitiva bisognerà attendere la fine di aprile, quando la curva dell'epidemia dirà se è davvero giunto il tempo della ripartenza. Dal divieto di muoversi oltre i confini delle regioni ovviamente verrebbe escluso il traffico merci e gli spostamenti motivati da regioni precise di lavoro. Resteranno invece in vigore alcune zone rosse nelle aree dove il virus continua a mordere e altre potrebbero aggiungersene in caso di nuovi focolai. Sulle scelte finali inciderà ovviamente il parere del Ministero della Salute e degli esperti del Comitato Scientifico, gli unici in grado di fornire i dati che Palazzo Chigi è chiamato a tradurre in decisione politica. Ma la soluzione di un divieto interregionale andrebbe soprattutto incontro alla domanda dei governatori del centro-sud, causato dall'allentamento prematuro delle limitazioni delle attività produttive del nord e dal rientro di migliaia di cittadini da nord verso il mezzogiorno, con il rischio di generare nuove emergenze. L'Europarlamento raggiunge un compromesso sulle misure da mettere in atto per superare lo shock economico senza precedenti, ok? All'emissione di debito comune, sì dunque ai recovery bond. I corona bond restano invece bloccati. C'è il servizio. È stato molto importante che il Parlamento si sia espresso con larga maggioranza in favore di un grande piano di ricostruzione economica dell'Europa attraverso tutte le modalità disponibili, comprese quelle dei recovery bond, cioè della possibilità di finanziare sui mercati internazionali i fondi che verranno destinati alla ricostruzione. Riuscire a fare in modo che le spese di ogni paese da oggi in avanti vengano condivise rispetto al debito che si produce nel piano di ricostruzione. Il nostro invito a tutti i governi a fare in modo che vi sia un abbassamento nei loro dibattiti, nelle loro tensioni. Abbiamo anche espresso preoccupazione per quanto riguarda la tenuta dei nostri valori, i valori comuni. Noi vogliamo uscire da questa crisi con la democrazia, ci vogliamo uscire con le nostre regole, ci vogliamo uscire con i nostri trattati. La discussione in Consiglio verterà sulla necessità di come organizzare il piano di ricostruzione, quale mandato verrà dato alla Commissione, quali saranno i tempi per la presentazione di un piano e naturalmente su quale base tante convergenze stanno andando per utilizzare il bilancio dell'Unione, ristabilendo un principio fondamentale che è quello che al centro del piano di ricostruzione vi è il percorso istituzionale e gli attori istituzionali dell'Unione. Dall'altra, naturalmente, vi sarebbe la possibilità di dare seguito all'indicazione del Parlamento sulla necessità di istituire dei recovery bond. Sarà nostra cura proteggere tutto quello che riguarda ricerca, giovani, Erasmus. Vogliamo un grande sforzo di solidarietà. Sulle questioni che riguardano la mutualizzazione del debito bisogna essere molto chiari. Noi stiamo parlando del debito che si produrrà
con gli interventi per uscire dalla crisi. Noi parliamo di bond che mutualizzano non il debito pregresso di cui ciascuno porta la responsabilità, ma quello futuro. Non sono risorse a disposizione delle casse e del bilancio dell'Unione e che hanno bisogno di strumenti per moltiplicarne il valore. Le risorse dei cittadini europei. Sul meccanismo di stabilità l'Eurogruppo una settimana fa ha deciso di istituire una linea di credito utilizzando il fondo del MES e dedicandolo senza ulteriori condizionalità alle spese sanitarie di tutti i paesi. Con prestito a tasso zero, il Parlamento oggi ha fatto qualcosa in più, perché ha detto di mettere tutto il fondo. Quest'anno le scuole non riapriranno. In Italia la situazione è ancora troppo pericolosa per tornare subito a scuola come faranno in Germania e forse in Francia. I dettagli nel servizio. L'emergenza coronavirus costringerà a rimodulare anche lo svolgimento dell'esame di Stato 2020. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha firmato l'ordinanza relativa ad esami e valutazione. Per quest'anno cambia la commissione dell'esame di Stato del secondo ciclo, che sarà formata da 6 commissari interni e dal presidente esterno. In questo modo, dice Azzolina, gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico. Vogliamo un esame di Stato vero, serio, ma che tenga conto anche delle difficoltà affrontate a causa dell'emergenza ancora in atto. A nominare presidenti saranno gli uffici scolastici regionali, mentre i commissari saranno scelti dai consigli di classe. Per la composizione della commissione si terrà conto anche dell'equilibrio fra le varie discipline di ciascun indirizzo e sarà comunque assicurata la presenza del commissario di italiano e di uno o più commissari che insegnano le discipline di indirizzo. Per quanto riguarda lo svolgimento delle prove, pare che la ministra abbia escluso la possibilità di un esame tradizionale con prove scritte e orale e che si sia sbilanciata verso un difficile rientro a scuola entro il 18 maggio. Per la maturità rimane quindi in campo l'ipotesi di un colloquio orale, ma è ancora da stabilire se questo avverrà in presenza o da remoto. Il governo nazionale assegna 80 milioni alle TV e radio. Il fondo per il pluralismo informativo sarà appannaggio di sole 100 emittenti italiane. Significa che i soldi dei contribuenti andranno nelle casse di pochi intimi. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via uno spot televisivo e radiofonico realizzato dalla REA, Associazioni Radio e TV Italiane, che raggruppa 800 tra radio e TV locali, cui aderisce anche la nostra emittente, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma non solo, anche le forze politiche, a non fare disperdere, pena il prossimo fallimento, il patrimonio di quarantennale esperienza che le emittenti televisive e radiofoniche locali hanno maturato negli anni. La materia del contendere il fondo previsto nelle misure Covid per le aziende del settore, pari a circa 80 milioni di euro, che invece di essere destinate a tutte le emittenti radio-televisive locali, va solo a 100 televisioni, grazie a quanto afferma l'associazione REA, a un colpo di mano del PD nella Commissione Quinta Bilancio, che ha approvato un ordine del giorno mirato a decimare l'emittenza locale in occasione dell'epidemia coronavirus, con la chiusura di 800 piccole e medie imprese radiotelevisive, licenziando 2.400 addetti al settore. Il Partito Democratico, contrariamente alle indicazioni del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro delle Finanze Gualtieri, i quali hanno assicurato alle organizzazioni datoriali e sindacali che nessuna impresa e nessun lavoratore sarebbe rimasto senza lavoro a causa dell'epidemia coronavirus, ha approvato nella Commissione Quinta Bilancio del Senato un ordine del giorno secondo il quale le somme destinate dal Governo per il sostegno al comparto radiotelevisivo locale confluiscano scandalosamente nel Fondo per il pluralismo informativo,
il DPR 646/17, per cui il 95% saranno appannaggio delle famose 100 emittenti in graduatoria, in quel bando contestato dalle 800 emittenti radio TV che non vi hanno potuto partecipare per le note norme convenzionate a suo tempo ad hoc. Per la cronaca, gli autori sono i senatori del PD Astorre, Ferrazzi, Mirabelli, D'Arienzo, Boldrini, Manca, Messina e Vattuone. A ispirare il criminale ordine del giorno ci ha pensato la nota lobby delle comunicazioni del settore, sempre attiva quando si tratta di ripartire i fondi pubblici dello Stato e quindi dei contribuenti nelle casse di pochi intimi. L'associazione REA, Radio Televisioni Europee Associate, per la parte datoriale e l'Ibersind Confsal per la parte sindacale, nello stigmatizzare l'azione dei suddetti parlamentari in questo drammatico momento di guerra per vincere il coronavirus, invitano il governo, il Presidente del Consiglio, il Ministro Gualtieri, i parlamentari e le forze politiche di opposizione a mantenere la linea della trasparenza, dell'equità di trattamento nel sostegno economico a quelle imprese e ai lavoratori dipendenti del comparto del settore radiotelevisivo locale, indipendentemente dal regolamento o bandi di concorso precedentemente convenzionati ad hoc, per favorire le associazioni o lobby di natura corporativa. Non si può permettere che i soldi dei contribuenti vadano a pochi intimi. Sono le 100 televisioni scelte ad hoc dal Ministero dello Sviluppo Economico su pressione della lobby della comunicazione. In 3 anni si sono spartiti circa 250 milioni. La lobby reclama altri 80 milioni del fondo coronavirus, mentre falliscono 800 radio TV locali, con 2.500 occupati. Il DPR 146/17 è un attentato alla libertà di impresa, del lavoro e di informazione. Comunicato a cura della REA, Radio Televisioni Europee Associate. Adesso spazio al tempo a casa, vediamo quello dell'attore Empedoclino Giugiù Gramaglia. L'ultimo suo lavoro l'ha portato a recitare su Rai 1 La concessione del telefono, tratta dal romanzo di Camilleri. Guardate. Cari amici di Vigata, buongiorno. Vigata, la città natale del maestro Nenè Camilleri. Buongiorno agli amici di Montelusa. In questo periodo di quarantena volevo raccontarvi una mezza paginetta tratta dal romanzo La concessione del telefono del maestro Nenè Camilleri, il quale dice che in Sicilia ogni picciolito che nasce viene rivelato all'ufficio anagrafe con nome e cognome, ma in realtà ci viene appellato un nome diverso. Per esempio, un Filippo Nuara sarà per tutti, i genitori compresi, Nicola Nuara, che a sua volta verrà cangiato in Cola Nuara. Dovete capire che a questo punto abbiamo 2 persone, un Filippo Nuara che esiste solamente sulle carte, mentre l'altro, Cola Nuara, che esiste nella vita reale, la vita di tutti i giorni, però si ci fa trovare pure un'ingiuria. Se sto piccolino, per esempio, a Pontifetto, Cazzuppia, stava a chiamare, che saccio, Colo Zoppo o Cola Ticchete e Tacchete. Si capisce però che è difficile fare compagiare Filippo Nuara con Cola Ticchete e Tacchete, e questo è per far sì che con l'ingiuria a una persona è più difficile rintracciarla, specialmente se è allargato oppure se si deve fare trovare. Dovete sapere che in punta di morte il maestro Don Gioacchino Zarbo, all'età di 95 anni, venne a sapere che in realtà Iddo si chiamava Annibale Zarbo. Cari amici, vi invito ancora una volta a restare a casa. Restiamo a casa e divertiamoci come possiamo. Ciao! Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. È morto a 77 anni Gianni Lapis, l'avvocato tributarista palermitano, protagonista di una lunga stagione di affari con i Ciancimino. C'è il servizio. Se ne va anche Gianni Lapis, il professore Gianni Lapis, docente universitario presso la Facoltà di Economia di Palermo, tributarista e consulente di Don Vito Ciancimino. Si è spento a 77 anni nel reparto di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale palermitano Villa Sofia, dove è ricoverato da alcune settimane. Lapis fu lo storico consulente del corleonese Don Vito Ciancimino, ex sindaco mafioso della città di Palermo. Il professore venne arrestato dalla Guardia di Finanza palermitana insieme ad altre 5 persone nell'ambito di un'operazione che mise KO un'organizzazione criminale operante anche fuori dai confini della Sicilia.
finalizzata a riciclare milioni di dollari di provenienza illecita che arrivavano dagli Stati Uniti d'America. La sua condanna più pesante parla di 6 anni e 5 mesi per il crack bancario della Sicilcassa, scontati prima nel carcere romano di De Bibbia e dopo ai domiciliari. Era nel collegio della Sicilcassa SPA quando agli inizi degli anni 90 l'istituto siciliano venne commissariato dalla Banca d'Italia, iniziando il suo drammatico declino e lo smembramento dei pezzi migliori. Il processo tenutosi a Palermo portò a condanne i vecchi vertici della banca. Aveva anche una grande passione per la politica, militando a lungo nel vecchio PSD, Partito Socialista Democratico Italiano, tanto per intenderci quello con l'emblema e sole nascente, candidandosi nel 79 alla Camera dei Deputati, ma senza riuscire ad essere eletto. Gianni Lapis incrociò sul suo cammino anche Vito Ciancimino, divenendo il suo consulente di fiducia e per questo finendo al centro di intrighi e segreti. Era stato condannato anche in via definitiva a 2 anni e 8 mesi con l'accusa di aver gestito il tesoro nascosto della famiglia Ciancimino. Gianni Lapis veniva considerato un grande regista per gli affari più corposi. Tra i tanti business che lo videro coinvolto, quello della metanizzazione attraverso la gasdotti siciliana venduta alla società spagnola Gas Natural per oltre 120 milioni di euro dal gruppo Lapis Eredi Brancato. A Licata i carabinieri hanno fermato 2 ladri in azione. Arturo Cantella. 2 le persone denunciate dai carabinieri di Licata e scoperti per aver effettuato un furto in un'abitazione isolata a causa del coronavirus e trovati in possesso della refurtiva. Anche nelle ore notturne, quando scende il silenzio sul territorio costretto all'isolamento, i carabinieri lavorano senza sosta per contrastare i reati predatori, soprattutto quelli a danni di chi, a causa della distanza e delle misure di contenimento, non può controllare la propria abitazione. Nell'ambito di questi servizi, i militari della compagnia di Licata ieri notte hanno ottenuto un altro brillante risultato dopo i 2 arresti per furto di infissi all'interno di una scuola sventato nei giorni scorsi. I carabinieri così hanno dato il massimo per rispondere alla preoccupazione dei cittadini, già provati da settimane di isolamento. Dopo aver messo a punto un piano dettagliato di monitoraggio del territorio, hanno iniziato ad effettuare appostamenti e ripetute pattuglie in abiti civili e con auto di copertura per rendersi invisibili e sorprendersi i ladri con le mani nel sacco. Nel buio della notte i militari si sono accorti di movimenti sospetti e hanno deciso di bloccare 2 soggetti che stavano uscendo furtivamente da una casa isolata. Nonostante le intimazioni dei carabinieri, i 2 ladri non si sono fermati, anzi hanno accelerato la loro corsa nel tentativo di sfuggire alla cattura e gettando via nel frattempo anche la refurtiva del colpo appena messo a segno. Nelle fasi concitate dell'inseguimento i carabinieri hanno prima perso di vista i ladri, ma avendoli riconosciuti poi li hanno raggiunti. Già rientrati a casa stavano cercando di nascondere le tracce del furto appena commesso. All'ingresso dell'abitazione i parenti dei sospettati hanno cercato in ogni modo di impedire ai militari dell'Arma l'accesso, inutilmente. Una volta entrati hanno perquisito così ogni angolo della casa. Proprio sotto al letto matrimoniale hanno trovato uno dei 2, nascosto, che indossava ancora gli stessi vestiti che i militari avevano notato durante il suo inseguimento. A questo punto non è rimasto altro da fare che condurlo in caserma per ricostruire la vicenda. L'uomo ha compreso di essere in trappola e ha deciso di indicare l'abitazione dove era avvenuto il furto. I militari a questo punto sono riusciti prima a risalire all'identità del complice e subito dopo a contattare i proprietari dell'appartamento, rimasti bloccati al nord Italia per via delle misure di contenimento. Grazie a una videochiamata con i carabinieri hanno riconosciuto la refurtiva, poi restituita a un loro parente in città, in attesa del momento in cui potranno tornare a casa e recuperarla. I proprietari hanno così ringraziato i carabinieri della compagnia di Licata per la prontezza dimostrata. I 2 ladri invece sono stati denunciati a piede libero in attesa di ulteriori sviluppi. I carabinieri continuano a vigilare incessantemente il territorio per evitare il ripetersi di questi odiosi reati. Non si erano fermati a un posto di blocco a Canicattì, avevano speronato l'auto degli agenti e li avevano aggrediti. Adesso per loro sono stati revocati i domiciliari. C'è il servizio.
La coppia, che nella giornata di giovedì era fuggita ad un posto di blocco della polizia e bloccata dopo un lungo e rocambolesco inseguimento al viale Carlo Alberto con ordinanza emessa dal giudice del Tribunale di Agrigento, è stata immediatamente scarcerata. A Francesco Di Caro, 55 anni, di Canicattì, e alla sua compagna Chita Dana Michaela Nicoleta, di 26 anni, nata in Romania ma residente a Canicattì, veniva contestato di non avere osservato l'ALT intimato dalla polizia e di essersi dati alla fuga quasi travolgendo gli agenti, speronando l'auto della polizia e danneggiandola pesantemente. All'udienza di convalida e per il giudizio direttissimo, entrambi gli indagati, difesi dall'avvocato Angelo Asaro, hanno risposto alle domande del giudice, fornendo una versione dei fatti parzialmente diversa da quella dei poliziotti del locale commissariato. Il giudice, all'esito della discussione, ha convalidato l'arresto ed ha applicato agli indagati la misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizioni. Il processo è stato rinviato al 16 giugno. Secondo l'accusa, nel corso dei potenziati servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, la polizia aveva intimato l'ALT ad una autovettura con 2 persone a bordo, le quali, incuranti dell'invito degli agenti, acceleravano repentinamente la marcia, dandosi a precipitosa fuga. Gli operatori rilevavano che l'autovettura, un SUV Gran Cherokee, corrispondeva ad un'altra già segnalata per essersi sottratta lo scorso 10 aprile ad un precedente controllo di polizia. Contestualmente hanno notato che gli occupanti del veicolo corrispondevano ad una donna ed un uomo che stavano cercando di rintracciare da diversi giorni. Gli agenti si sono posti immediatamente all'inseguimento della vettura che, percorrendo a folle velocità strade interpoderali, raggiungeva il centro cittadino, continuando la sua corsa, tentando più volte di speronare l'autovettura di servizio e mettendo a rischio l'incolumità degli agenti, degli stessi occupanti, nonché degli utenti della strada. La lunga fuga dei 2 soggetti si è conclusa in via Carlo Alberto grazie al tempestivo intervento di un'altra pattuglia del commissariato che riusciva ad arrestarne la corsa. Su disposizione del PM della Procura della Repubblica di Agrigento, gli arrestati in un primo momento sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre dopo l'udienza di convalida dell'arresto sono stati rimessi in libertà, ma dovranno osservare l'obbligo di dimora in città. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. Prima della sigla c'è un video per voi. A presto. Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche metà. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse a motore. C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande. C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta cadrò e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò.
inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre i muri e confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta cadrò e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò.